Grazie. Anch'io vorrei sottoscrivere l'emendamento. Apprezziamo tutto perché abbiamo una grande pazienza. In Sardegna, da questo punto di vista, credo che non dobbiamo prendere lezioni da nessuno, ma io ricorderei al governo che sono passati diversi giorni dal 18 di novembre e che la condizione nella mia terra non è per nulla mutata, che le infrastrutture nella mia terra non sono state ancora messe in sesto, che ancora le case colpite dall'alluvione sono vuote, che ancora non è stato preso alcun provvedimento che consenta ai comuni di spendere i soldi che detengono in cassa bloccati dal patto di stabilità. Ricordo che per 2 volte è stato presentato anche un emendamento a prima firma mia, concordato con la direzione dell'INAIL, attraverso il quale si chiedeva che in Sardegna si potesse fare la stessa operazione che è stata fatta in Emilia Romagna per la messa in sicurezza dei capannoni industriali, dei capannoni agricoli, ed è stato dichiarato 2 volte inammissibile, ed anche quel tipo di inammissibilità e la forma attraverso la quale è stata dichiarata l'inammissibilità sa tanto di scelta politica e non di scelta sulla base del regolamento. Non abbiamo bisogno di aspettare a domani, noi dovevamo aspettare ieri. Dovevano essere già fatte con misura provvedimento d'urgenza diverse cose che non sono state fatte, e questo bubone che state creando rischia di esplodere in pochissimi giorni in Sardegna, quando si saprà la notizia che per l'ennesima volta il governo respinge legittime richieste di popolazioni gravemente e duramente colpite nel loro quotidiano dall'alluvione del 18 novembre.